Che ti è sembrato di questo numero di apertura? Io non ci ho fatto caso. Terzo giorno qua a Rovigo, siamo all'Hotel Cristallo. Professor Maggi, siamo all'Hotel Cristallo, al bar esterno, la luce c'è, è il freddo anche. Sai che 20 giorni fa abbiamo parlato del discorso del brand, sì, anzi no, sì, delle nostre città che stanno morendo, eccetera, eccetera. Sì, purtroppo. Allora, oggi parliamo di brand. Brand vuol dire il marchio. Sì. Allora, ogni città può avere un marchio, non so, Padova è famosa per l'università, per Prado della Valle, però anche per la città delle biciclette. Che brand rappresenta secondo te Rovigo? Non se l'hai ancora dato, purtroppo non se l'è ancora dato, però sarebbe bene, di solito i brand sono frutto di dei famosi studi privati che analizzano. Ecco, analizziamo le cose positive di Rovigo: brava gente, accogliente, delinquenza, cioè rapporti al di sotto, relazionata con tutto, perché siamo a mezz'ora da Ferrara, a 3/4 d'ora da Bologna, a 3/4 d'ora da Padova, mezz'ora da Padova, 3/4 d'ora da Verona. Quindi due autostrade che intersecano, la superstrada. Potremmo essere una città dell'accoglienza positiva, dovremmo lavorare su questo. Che c'è una certa interesse per il brand Delta. Essendo io molto Delta centrico, questo sì. Il Delta sta veramente, si sta parlando del Delta a livello nazionale e non solo. Per esempio molti film vengono fatti nel Delta, io non sapevo, ma nel 2019-2021 hanno fatto 4 fiction sia Netflix che Sky, sì, eccetera. È vero. E in questo il nostro amico Angelo Zanellato è il presidente di Film Commission, si è dato da fare moltissimo, bravo Angelo. Per esempio mi viene in mente che, non so, nel Trentino o in Alto Adige il lago di Brains, quello che è andato è diventato famoso, oppure non so, Gubbio, sempre con Matteo, cioè, quindi è un bel traino, però la stessa cosa non c'è a Rovigo. Cioè, è difficile che si parli, anzi a Rovigo si parla sempre in forma negativa, noiosa come Rovigo. Hai ragione. Beh, potremmo dire due cose, tutte e due secondo me molto positive. La prima è: non siamo più la capitale della nebbia. Questo bisogna dirlo a tutto il mondo. Non c'è più nebbia. La nebbia a Rovigo non c'è più. Ecco, tutto il mare non viene per nuocere. I cambiamenti climatici hanno determinato la scomparsa, toccando ferro, per gran parte delle giornate nebbia d'inverno, la scomparsa. Seconda cosa, tu sei come me basso polesano, tu ci risiedi, io non più, però insomma è casa nostra. Domanda: perché non promuoviamo, perché non ci facciamo entrare nella testa che facciamo di Rovigo il Basso Polesine? Rovigo è la capitale del Basso Polesine, cioè unire il brand Delta del Po col capoluogo sarebbe il minimo indispensabile per poter vendere la cosa. Però sai cosa io riscontro? Che forse magari sono perché fuori di qui, perché il problema non è che dobbiamo descrivere il Delta del Po ai rodigini, bisogna farlo ai padovani, ai lombardi, agli emiliani, ma soprattutto ai lombardi e ai torinesi. Però adesso io ti ho detto, sono più sul pezzo di te, più sul campo, non sul pezzo. Non vuole sia la Rovigo capoluogo sia il Delta essere mescolato, e questo mi dispiace. Sai, Delta del Po di Rovigo è un brand che potrebbe essere facilissimamente venduto. Certo che bisogna credergli. E vedo che non ci credono né da una parte, perché per esempio il Basso Polesine dice forse il nostro punto di riferimento è più hard di Rovigo, e Rovigo a sua volta non sa assolutamente niente del Delta. Consentimi, purtroppo hai in parte ragione, però questo è un aspetto che riguarda il nostro territorio, perché lo guardiamo con la lente di ingrandimento troppo da vicino, perché fuori di qui, cioè cosa sono 18 km che sono niente, quindi
è fuori che dobbiamo vendere. D'altronde non è che bisogna dire Rovigo è il delta del Po. La provincia di Rovigo, il trattino Rovigo delta del Po è un elemento anche di identificazione geografica. E questo perché è fuori di qui che dobbiamo venderlo. Allora ci devono credere ci dobbiamo credere più noi del Basso Polesine che quelli di Rovigo. Sai cosa? Cosa che non è così. Sai cosa? Che purtroppo ancora una volta hai ragione. Il problema vero è che quelli di Rovigo non ci credono perché non conoscono il delta del Po. Bravo. L'opera di informazione, di alfabetizzazione è proprio nei confronti dei rodigini e dintorni. Sapessi quanta gente ho portato sono rimasti a in bocca Alto aperta. Polesine, facevo dei corriere e li portavamo a vedere il delta del Po e rimanevano a bocca aperta a 60 km, cioè no. Anch'io Il capoluogo ci deve sperimentato credere di più. E il delta deve considerare in maniera importante che Rovigo è il nostro capoluogo. Amico, cioè è un capoluogo amico. Esatto. Soprattutto è il capoluogo. È il capoluogo di provincia, quindi ecco, mi pare. Possa piacere o no, però è il capoluogo. Comunque il brand Rovigo è sempre più un brand positivo. Guarda, finisco ricordando secondo me degli eroi che sono i Rodigini, che è un gruppo musicale. Hai ragione. Che esistono con questo nome che non è gran bello però per un'orchestra di liscio, però loro ci tengono e io li ringrazio pubblicamente perché portano in giro per l'Italia, anche per il nord Europa eccetera, il brand i Rodigini. Hai ragione. Bravo Francesco, hai ragione. Bravo il suo gruppo. Complimenti ai Rodigini. Davvero. Futuri ospiti dello Sprizzetto. Se vogliono sono graditissimi ospiti. Bene, professor Maggi. Adesso abbiamo detto Prima che ieri era freddo, l'altro giorno era freddo, ma magari domani dopodomani nevica, quindi dobbiamo andare dentro. No, poi è cambiata la luna 20 giorni fa, quindi siamo alla fine. Lei è l'esperto, io di lune non so. So cosa sono i lunatici, ma anche quelli li conosciamo. Ciao a tutti. Arrivederci. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.